Serve l'accreditamento da parte della Regione per iniziare a processare i tamponi. Gli strumenti all'Unical ci sono, intanto oggi 280 positivi con meno di 2400 test e 12 vittime. 6 veterinari in servizio all'ASP di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni a Strongoli sono finiti nei guai con l'accusa di aver macellato animali senza i dovuti controlli sanitari. Di Rocco Graziano, Delfino, si erano perse le tracce da 3 anni. I militari lo hanno scovato nelle campagne di Santa Eufemia di Aspromonte. Un mese di fuoco per le squadre calabresi di Serie B che giocheranno 7 gare a breve distanza l'una dall'altra. Cosenza e Reggina vogliono rilanciarsi in classifica. Buonasera dalla redazione del TG10, avete sentito nei titoli un laboratorio pronto per processare tamponi, ma serve l'accreditamento da parte della Regione e quindi il laboratorio di microbiologia dell'Unical non può entrare in funzione. Ci sono tutti gli strumenti, serve acquistare poi i reagenti, ma vediamo a che punto siamo. Processare i tamponi è uno dei passaggi fondamentali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I laboratori attivi nella provincia Abruzia sono quelli dell'Annunziata, parliamo dell'ospedale di Cosenza e della struttura dell'ASP a Corigliano Rossano. A Dare Manforte potrebbe arrivare anche il laboratorio dell'Unical, ma è attrezzato? Noi siamo pronti sia come strumentazione che come adeguamento di un laboratorio per il processamento molecolare dei tamponi. In realtà l'università con gli organi competenti, in particolare il rettore, il professor Nicola Frega, e il direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, a cui io afferisco, il professor Giuseppe Passarino, abbiamo espletato tutto quello che l'università poteva fare, quindi adeguato sia la struttura, inquadrato un gruppo di ricercatori, quindi come personale che può attivarsi per processare questi tamponi, e anche da un punto di vista strutturale noi siamo pronti. Perché l'Università della Calabria allora non è inserita nella catena dell'emergenza? Noi abbiamo inoltrato la domanda di richiesta di accreditamento di questo laboratorio, appunto essere autorizzato per processare i tamponi, diciamo a metà ottobre. E dopo una fase interlocutoria in cui abbiamo un po' confrontato le caratteristiche, in realtà stiamo aspettando che questa autorizzazione ci venga rilasciata dalla Regione. Credo che anche accettare una richiesta di accreditamento, di processamento di tamponi richieda del tempo, anche per una sua precisa valutazione. Ripeto, l'università quello che doveva fare ha fatto, però siamo in attesa di una risposta da parte della Regione. Qualora l'autorizzazione dovesse arrivare, si potrà cominciare subito a processare i tamponi? È chiaro che dobbiamo un attimo organizzare, predisporre almeno l'acquisto dei reagenti. Come strumentazioni noi siamo pronti, però essendo dei reagenti specifici per il processamento Covid, noi attendiamo l'ok per poter effettuare l'ordine dei reagenti e iniziare a processare. Ma ripeto, come strumentazione siamo già pronti. 280 oggi i nuovi positivi in Calabria, purtroppo ci sono anche 12 vittime nel giorno in cui a livello nazionale si è stabilito un tristissimo record. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 362.057 soggetti, più 2.378 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 17.542, più 280 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 132, a Catanzaro 35, a Crotone 31, a Vibo Valentia 5, a Reggio Calabria 77, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 393 nei reparti di malattie infettive e 32 nelle terapie intensive, 12 i decessi. Questo è il bollettino e adesso andiamo a ascoltare la storia della nonna di Giusi, una ragazza del Catanzarese, una donna che è deceduta per Covid. La famiglia non si rassegna, la donna non aveva patologie pregresse e si rivolge all'autorità giudiziaria. Giusi ha gli occhi umidi, sua nonna è morta a causa del Covid, le restano i pensieri che non ha fatto in tempo a tradurre in parole. Avrei voluto dirle tante cose, ma morire così, nemmeno vestita addirittura, messa in un sacco e messa in una bara, non abbiamo potuto celebrare i funerali, abbiamo dovuto chiamare il sacerdote per poterla fare benedire. È una cosa troppo triste.
Cioè la nonna non ci ha visto, morire in solitudine è la cosa più brutta a questo mondo, credo. La donna, che racconta alla nipote non aveva patologie pregresse, era ricoverata in una struttura a Catanzaro Lido dopo una caduta. La prima ondata di Covid in primavera ne ha protratto il ricovero. Solo in estate si è riusciti a vedere la signora. L'abbiamo vista un paio di volte, però sempre a distanza, a dovuta distanza. Poi hanno richiuso nuovamente e quindi noi la vedevamo solamente fuori dal cancello. Io non l'ho potuta né abbracciare né salutare, niente. Oggi i parenti chiedono chiarezza e giustizia. Noi ci siamo rivolti comunque alle autorità competenti perché ci vogliamo vedere chiaro su determinate cose. Questa è la storia di una vittima del Covid. Adesso andiamo a Cetraro, dove la terapia intensiva dell'ospedale sarà trasformata in reparto Covid-19 per rendere disponibili i posti letto. I pazienti ricoverati nel reparto dello Iannelli saranno trasferiti in altre strutture, in altre rianimazioni dell'ASP di Cosenza. La terapia intensiva dell'ospedale di Cetraro trasformata in reparto Covid lo prevede una delibera dell'ASP di Cosenza anche alla luce dell'ordinanza numero 85 del presidente facente funzione della regione che individua l'ospedale Iannelli quale centro Covid-19. È necessario alleggerire la pressione sull'ospedale Hub dell'Annunziata dove quotidianamente arrivano decine di pazienti Covid, molti dei quali in gravi condizioni che necessitano di assistenza intensiva o semi-intensiva e così si attivano altri posti letto negli SPOC della provincia. Per il presidio di Cetraro disposti interventi immediati per adeguare gli spazi esistenti secondo i modelli organizzativi e percorsi Covid-19 dedicati. Per rendere disponibili i posti letto sono con decorrenza immediata sospesi i ricoveri in rianimazione, mentre i pazienti ricoverati nel reparto degli Iannelli saranno trasferiti in altre rianimazioni dell'ASP di Cosenza. Il personale medico e sanitario della rianimazione di Cetraro sarà impegnato dunque esclusivamente all'assistenza dei pazienti positivi al Covid. Per questo la delibera dell'ASP dispone che tutte le attività di emergenza sanitaria operatorie saranno indirizzate presso il presidio ospedaliero di Paola. Ed ora la cronaca arriva da Crotone con l'operazione dei NAS denominata Fox, animali macellati senza controlli sanitari, misure cautelari per 6 veterinari dell'ASP e per 2 gestori di un macello. Il provvedimento prevede inoltre il sequestro dello stabilimento di macellazione di 4 allevamenti, adesso direttamente collegati per un valore di oltre 1 milione di euro. Ascolteremo anche il procuratore capo del Tribunale di Crotone, Giuseppe Capoccia. Quello che vedete è uno dei 18 allevamenti della provincia di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria coinvolto nell'operazione denominata Fox, condotta dal NAS di Cosenza sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone con la partecipazione dei NAS di Napoli, Cosenza e Reggio Calabria e con il supporto aereo di unità. Fra gli arrestati il gestore di uno stabilimento di macellazione di Strongole e un'impiegata amministrativa. Ai domiciliari invece sono finiti 4 veterinari dell'ASP di Crotone in servizio nei distaccamenti di Ciron Marina e Rocca Bernarda e 2 sospensioni dal servizio per altri 2 veterinari. I NAS di Cosenza hanno svolto le indagini, hanno fatto dei servizi di intercettazione, osservazione ovviamente, controllo, pedinamento e alla fine hanno disvelato il meccanismo illecito fraudolento che era quello di immettere sul mercato carne animale che non poteva essere destinata al consumo umano. Grazie all'aiuto dei veterinari che a volte, anzi spesso, falsificavano i documenti sanitari che devono accompagnare ogni capo e accedendo anche abusivamente all'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute. Le indagini sono state avviate nel 2019 dopo una segnalazione interna al servizio veterinario. I veterinari indagati avrebbero attestato profilassi antitubercolosi mai avvenute, alterando prelievi di sangue sui suini per permettere la macellazione. Era abbastanza frequente che loro sanassero determinati capi con questa metodologia illegale e quindi le telefonate, gli accordi erano praticamente quotidiani. Se si pensi che dal macello passavano svariate migliaia di capi l'anno, visto che il macello è grande, comunque ha un volume d'affari di circa 5 milioni di euro l'anno, si può capire quanti capi alla fine sono stati immessi sul mercato illecitamente.
Uno dei veterinari rimasti coinvolti nell'operazione di oggi in un'intercettazione telefonica diceva "poi viene Gratteri", una frase che secondo gli investigatori testimonia la consapevolezza del comportamento illecito tenuto, tanto che la sottolineava puntualmente, riferiscono gli investigatori nel corso dei colloqui telefonici con gli allevatori, anche per far loro pesare l'interessamento speso. L'operazione è nata da una indicazione specifica proveniente da altri veterinari impegnati nella ASP di Crotone, e questo ci dà grande conforto perché la stessa organizzazione, che purtroppo ha dimostrato queste gravissime falle, ha dato prova invece di saper reagire denunciando al NAS delle incongruenze dalle quali poi siamo partiti per sviluppare l'indagine. Purtroppo bisogna dire che è molto diffuso. Questa mattina stiamo ancora realizzando una serie di perquisizioni e purtroppo abbiamo conferma che si tratta di un fenomeno diffuso e attuale. Nell'ufficio di uno dei veterinari arrestati abbiamo trovato dei marchi auricolari conservati in un cassetto, quindi evidentemente da utilizzare in maniera impropria, e presso un allevamento abbiamo trovato antibiotici che evidentemente dovevano essere somministrati fuori dai casi consentiti e soprattutto senza il periodo di rispetto prima della macellazione dell'animale, che comporta delle conseguenze diciamo comunque dannose per noi che andiamo poi a mangiare della carne che contiene antibiotici non ancora metabolizzati dall'animale. Protesta oggi dei genitori davanti al comune di Cosenza, chiedono al municipio Bruzio la didattica integrata e una delegazione ha incontrato gli assessori De Rosa e Lanzino, chiesto un nuovo incontro per i prossimi giorni. Non c'è istruzione senza salute, lo scrivono i genitori dei bambini che stamattina a Cosenza hanno protestato dinanzi al municipio nonostante la pioggia. Contestano l'apertura delle scuole, il provvedimento adottato dal comune seguendo le direttive nazionali. Una delegazione di genitori è stata ricevuta dagli assessori Alessandra De Rosa e Matilde Lanzino. In 3 rappresentanti delle scuole Falcone e Zumbini hanno proposto alla Giunta la possibilità della didattica integrata, facendo riferimento ad una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia. È stata presentata infine una formale istanza al municipio al fine di ottenere una riunione da tenersi nei prossimi giorni, incontro a cui dovrebbero partecipare i rappresentanti dell'azienda sanitaria provinciale, i dirigenti scolastici, degli istituti comprensivi cittadini, l'ufficio scolastico regionale e naturalmente i rappresentanti del comune. Fin qui la cronaca di un'altra giornata difficile sul fronte della scuola, in cui famiglie e istituzioni si trovano su fronti diversi in attesa di un auspicato chiarimento che arrivi dal governo centrale e che possa essere valido per tutte le regioni. La questione scuola è un tema complesso che non può essere letto con la semplice contrapposizione favorevoli e contrari alla riapertura. Necessita di un'approfondita analisi che non può non basarsi sul peso che la pandemia ha nel territorio. Ora, molti sindaci in Calabria, preoccupati per il numero crescente dei casi, hanno deciso, la legge dà loro la facoltà di farlo, di sospendere le lezioni in presenza. Altri invece hanno optato per l'apertura, rispettando le indicazioni del DPCM nazionale. A questo si aggiunge un'altra componente, non da poco e non senza peso, e cioè le mamme, genitori preoccupati che a Cosenza scendono in piazza per chiedere al sindaco di chiudere per preservare i loro figli dal contagio. Stessa istanza a Rende, dove dopo una lunghissima riunione con il primo cittadino e alla presenza dei responsabili del servizio di igiene pubblica dell'ASP si è deciso per il ritorno in classe. Mamme, sempre loro in azione a Paola. Qui la situazione è un tantino più complessa, visto che per 2 volte si sono rivolte al TAR, vincendo in entrambi i ricorsi. Ma c'è di più. Il Tribunale amministrativo ha finanche condannato il comune della città di San Francesco al pagamento di 1 milione di euro, somma che dovrà essere spesa per ammodernare gli istituti scolastici della città. Comune dunque multato per aver deciso la chiusura nonostante la sentenza del TAR che ne imponeva l'immediata riapertura, bocciando di fatto l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nino Spirlì. Da Paola Cassano, il sindaco Papasso ha disposto che si tornerà a scuola il prossimo 7 gennaio.
Un altro esempio del caos che si respira in Calabria in tema di materia scolastica, dove fino ad oggi non c'è stata unità di intenti per la serie "tu chiudi, io apro". Un forte temporale ha colpito la città di Reggio Calabria, strade completamente allagate, disagi, temperatura impicchiata fino a 7 gradi in meno rispetto alle ore precedenti, allagamenti in tutta la città, circolazione in tilt, allagati anche i sottopassi a Villa San Giovanni. In diverse zone si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, oltre ad agire immersi nell'acqua, come vedete, per cercare di liberare le strade allagate, hanno dovuto operare anche tra la spazzatura galleggiante. L'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a non circolare, salvo che per motivi impellenti. Questa situazione, maltempo tutta la Calabria, torneremo poi sulle previsioni del tempo. Adesso parliamo della cattura di Rocco Graziano Delfino, 3 anni di latitanza, è stato ritrovato nelle campagne di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Il blitz è scattato nella tarda serata di ieri, quando i carabinieri della Compagnia di Palmi e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, dopo aver individuato il posto nel quale Rocco Graziano Delfino aveva trovato rifugio, sono intervenuti. Un'operazione fulminea che ha impedito a Delfino ogni possibilità di fuga. L'uomo, 34 anni, ritenuto elemento di spicco della pericolosa cosca degli Alvaro di Sinopoli, organicità garantita dalla presenza attiva di Delfino nella locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte guidata da Domenico Laurendi, era ricercato dall'agosto 2017. Delfino, che in un primo tempo era stato ai domiciliari in seguito al suo coinvolgimento in un'indagine, si era poi reso uccel di bosco. Su di lui pendevano diverse situazioni giudiziarie, tanto che la Procura Generale di Reggio Calabria, proprio nel corso di quest'anno, aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per complessivi 12 anni e 2 mesi. Delfino non aveva lasciato Sant'Eufemia d'Aspromonte. Proprio in un casolare di una zona impervia di montagna, i militari, dopo numerosi servizi di appostamento, lo hanno individuato. Ieri sera, predisposti i tempi del blitz, sono passati all'azione. Delfino si trovava con un fratello e un altro parente, arrestati anche loro per favoreggiamento. Delfino aveva con sé una pistola calibro 6,35, 2 caricatori e documenti di identità falsificati. E adesso il calcio con la Serie B, Tour de Force per le squadre calabresi Cosenza e Reggina. Ci saranno 7 gare a partire dal prossimo weekend, in poche settimane. Cosenza che intanto si coccola il difensore Andrea Tiritiello, che è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. Per la Reggina invece si rompe il silenzio stampa, parla mister Toscano. Andrea Tiritiello è diventato un calciatore inamovibile nello scacchiere di mister Occhiuzzi. La sua crescita, partita da Francavilla con mister Trocini, è stata consacrata in Serie B con l'arrivo in maglia rosso-blu. Oggi più che mai si dice contento di aver scelto in estate di restare, impegnandosi in ritiro e proseguendo poi il lavoro negli allenamenti settimanali. Ho sentito tante volte che questa voce, no? della mia presunta partenza in estate, però in realtà già da tempo, parlando con il direttore, col mister, mi avevano comunque sia fatto capire che facevo parte del progetto, diciamo. Comunque, a parte questo, devo dire che stiamo facendo un percorso di crescita di squadra e anche individualmente mi sento di far parte di questo percorso, quindi più la squadra cresce, più anche personalmente noi giocatori cresciamo dal punto di vista individuale. Tiritiello ha un altro anno di contratto con i rossoblù e il suo obiettivo è fare bene con la casacca dei lupi, a cominciare dalla sfida di Vicenza. Gli avversari sono reduci dal pareggio ottenuto nel recupero della gara con il Monza. In realtà ho quest'anno e un altro anno di contratto. Sarà una partita molto, molto difficile, una squadra importante, una squadra tosta che si difende bene, riparte bene. Noi dobbiamo pensare sinceramente a noi stessi, perché già abbiamo dimostrato in passato che se pensiamo a noi stessi possiamo vincere le partite, possiamo fare bene. Quindi ci concentriamo, conosciamo loro,
sappiamo i loro punti di forza, ma ci concentriamo su noi stessi. Ecco. La Regina prosegue nel lavoro di avvicinamento alla gara con il Brescia in programma sabato. La squadra è ancora in ritiro forzato dopo i 4 KO consecutivi, ma domani mister Toscano scioglierà il silenzio stampa e risponderà alle domande dei giornalisti attraverso una piattaforma telematica. Il diktat è invertire la rotta. E adesso la borsa, vediamo. Chiusura poco mossa per le borse del vecchio continente. Mentre Wall Street mette a segno nuovi record, il sentiment resta diviso tra i timori per la continua diffusione della pandemia e l'ottimismo che scaturisce dall'imminente arrivo dei vaccini e dalle prospettive di nuovi stimoli. A tal proposito, Nancy Pelosi e Chuck Schumer hanno invocato una ripresa immediata delle trattative, aggiungendo che la proposta bipartisan da 908 miliardi di dollari dovrebbe rappresentare la base dei negoziati. Intanto la Gran Bretagna è diventato il primo paese occidentale ad approvare un vaccino Covid-19 con 800.000 dosi del farmaco Pfizer e BioNTech disponibili per le persone ad alto rischio a partire dalla prossima settimana. Preoccupano anche le tensioni tra Washington e Pechino dopo che la Camera statunitense ha approvato un disegno di legge per imporre restrizioni alle società cinesi quotate negli USA. Dall'agenda macroeconomica sono giunti i dati di novembre sugli indici PMI servizio e composito dell'Eurozona che hanno confermato una contrazione del terziario seppur inferiore alla stima preliminare. L'indice ISM servizi rallenta leggermente ma continua a segnalare un'espansione a 55,9 punti a novembre. Nel frattempo in Italia l'Istat ha rivisto al ribasso di 0,6 punti percentuale la stima sul PIL 2020 prevista a meno 8,9% e per il 2021 previsto a più 4%. In questo clima il FTSE MIB di Milano termina il rialzo dello 0,2%, poco distanti dalla parità anche il FTSE 100 di Londra a più 0,4%, il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,2% e il DAX di Francoforte a meno 0,5%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,6%, l'S&P 500 a più 0,25% e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro sale ancora a 1,216, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen scivola a 103,8. Tra le materie prime poco mosse le quotazioni del greggio con il Brent a più 0,9% a $48,7 e il VTI a più 0,8% a $45,6. Sull'obbligazionario il BTP Bund resta in area 115 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,6%. Tornando a Piazza Affari, fra le blue chip si mettono in evidenza Leonardo a più 3%, Moncler a più 2,1% e Banco BPM a più 2%, mentre arretrano le utilities Italgas a meno 2,1%, Terna a meno 1,75% ed Era a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Abbiamo visto gli effetti sul regino del maltempo, vediamo le previsioni per le prossime ore con gli esperti meteo in Calabria. È in arrivo una fase di tempo perturbata con piogge e rovesci più riprese, intervallate da brevi pause. Domani residue e precipitazioni più probabili sulla fascia tirrenica del Catanzarese, generalmente poco nuvoloso altrove. Tendenza comunque a miglioramento. Temperature stazionarie. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari mossi o molto mossi, venti variabili mediamente dequadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora una buona serata.